Salve, ci troviamo a Padova, città dell'UNESCO, e precisamente in via Codalunga, sotto le mura veneziane, e in particolare potete vedere la gatta. Qui diciamo che dalle cronache storiche c'è scritto che nel 1509 con la Lega di Cambrai Massimiliano I d'Austria aveva assediato la città, e allora i veneziani, da questo punto preciso, spesso durante il mese di settembre-ottobre mettevano fuori con un palo la gatta. La gatta era considerata anche nelle usanze nordiche l'animale della resistenza, della libertà, quindi in questo modo provocavano gli assedianti, e in questo modo sono riusciti anche a non farsi conquistare. Quindi la gatta è ancora, diciamo, nell'identità della città, ed è un animale che, come tutti veneravano, anche gli egiziani, per i padovani rappresenta lo spirito di resistenza. Salve!